Allora, prima di tutto io volerei ringraziare tanto la rete dalla Lavagna Plurilinguale per questo invito a presentare, insomma, a contare i risultati della fotografia linguistica di quest'anno, 25-26. E dunque grazie per l'invito, Matteo, grazie a te. e a tutti voi altri, e chiaramente grazie a voi altri per essere qui presenti a ascoltare. Allora, tacan con le notice di lettura dei risultati, con un sommario. Allora, anche io volevo fare appunto la slide dal sommario. E il designer di PowerPoint mi ha suggerito, per rendere più bella la slide dal sommario, mi ha suggerito questa possibilità. E io dico, ma perché il mus? E dopo effettivamente dico, no, ma effettivamente il designer non lo fa bene per Furlan, e dunque che è stato il suggerimento, è stato il suggerimento più interessante alla savuta d'ami. Bon. Allora, questo è il sommario per da buon. Itaccarai con una piccola introduzione, dopo presenterai gli slangis dai frus, dai erlevs che hanno partecipato al questionario, descriverai il contesto, dopodiché presenterai gli slangis a scuole e gli competenze autodeclaradis, presenterai le analisi e le riflessioni che hai fatto sui DAS e osserverai con qualche considerazione finale. Da questa presentazione ho seguito esattamente l'ordine che l'ha presentato prima Matteo, l'ordine dal questionario, insomma, che i frus che gli erlevs si chiatin di compilare. Allora, vi dico i numeri dal scandale di quest'anno e gli scuoli partecipanti. Allora, i questionari completati in tutta sono stati 1757, un po' di manco rispetto a quelli di l'anno passato che era in 1270, gli scuoli che hanno partecipato sono stati 9 rispetto agli 11 di l'anno passato, e in totale le classi che hanno partecipato sono stati 100. Questi sono gli scuoli che hanno partecipato quest'anno. Dunque il Copernico di Udin, Isis Bassa Friulana di Cervignan, il Linusio di Codroip, il Magrini Marchetti di Glemone, il Manzini di San Daneil, il Marinelli di Udin, Marinoni Udin, Paschini Linusio Tumiec e Zanon Udin. Rispetto all'anno passato, quest'anno sono stati presenti gli scuoli Galilei Fermi Pacassi di Gurizze e il Percotto di Udin. Rispetto alla distribuzione dai partecipanti, la fetta più grossa è che di Udin, il 46,7%, e dopo Tumiece 5 voti, San Denel vote 6, Glemone 11,2, Codroip 7,3 e Cervignan 20,5%. Rispetto all'anno passato, come copiate di che stia sono i DAS dell'anno passato, ovviamente Gurizia non è presente, Udin, la percentuale di Udin si è sbassata un po', però sì, particolarmente interessante è la fetta di Cervignan, che sta addirittura dal 20,5% e l'anno passato era 9,7%, quindi che sta il doppio. Vi dico come gli slenghi sfevelati infamè dai partecipanti al scandai. Allora, questa qui era proprio la domanda che veniva fatta dal questionario, e in tema famè, per il solito, si fevele l'italiano al 91%, furlan 30 voti, inglese 6%, e dopo, a continuazione, rumeno, spagnolo, albanese, arabo, eccetera, eccetera. Se anche qui voglio fare un confronto con l'anno passato, sì che si nota un piccolo cambiamento da un anno che l'altro, nel senso che l'italiano ha cresciuto di un punto percentuale, il furlan si è sbassato di un punto percentuale e l'inglese ha cresciuto di un punto percentuale.
rispetto ai das dell'anno passato. E questi, come che potete vedere, sono tutti gli slenghi che gli arlevi hanno dichiarato di fevelà in famè. In realtà io ne parlo di slenghi perché il sistema informatico a un certo punto dopo un certo numero di slenghi salta e sono tutti 0, e altro, ma io ne liste grandonone. Ecco, dunque questi sono sopravvivuti saltai dalla piattaforma. Esattamente. Rispetto al numero proprio dagli lenghi che vengono doprati in famea, praticamente il campione li do fetti più grossi si dividono tra cui che in famea al dopra una lenga dome e è la parte verda, 46,4%, e cui che invece al dopra dos lenghi, 46%. Dopo sì, all'enchia un 6,4 che al dopra 3 lenghi, e dopo 4,5 percentuale un grum più bassis. E chi che grafica mostra la percentuale dei partecipanti con famei scaffeveli in Furlan dividuti per scuola partecipante e col confronto dall'anno passato a quest'anno. E quindi, come che si può sviare, in qualche scuola la percentuale è cresciuta da un anno all'altro, per esempio dal Paschini Linusio di Tolmiec, Linusio di Codroip, il Manzini di San Daneil, e in altri, come per esempio, a me ha chiappato un po' l'attenzione il Magrini Marchetti di Glemona, la percentuale si è un po' sbassata di che i caffevelli in Furlan, in famea. Per quel che riguarda invece il contesto, dunque l'us dagli lenghi in famea fuori di chiesa, scuole e mezzi di comunicazione, in famea, si centrano ma sul Furlan, i gimpi entrambi al dettaglio, quindi mari, pari, fradis e surs, nonos e genitori tra di loro. Li barris in arancione riguardano cui che al partecipante i discor per Furlan, cioè a mi fevel in Furlan. Li baris in blu riguardano l'opzione io o feveli Furlan con questi interlocutori. A fare eccezione la domanda sui genitori, perché la domanda sui genitori è genitori tra di loro, quindi una percentuale del 25% degli erlevs ha genitori che tra di loro a fevelli in Furlan. Dal resto, per quel che riguarda che gli altri interlocutori, c'è che si possa notare la sistematicità con cui li baris in arancione sono più lunghi rispetto agli baris in blu. E in particolare tal caso dei nonus. Cioè i nonus, il 40% dei nonus aveva per Furlan cui erlevs e il 34% al risquinto o al fevele per Furlan cui nonus per Furlan. Invece praticamente la stessa percentuale tra fradis e sours e una piccola differenza anche tra pari e mari, nel senso che vedi che i pari si attendono a fevelà per Furlan di più che non li maris. Per quel che riguarda invece l'us esclusiv, cioè doma talian o dome Furlan, in famè, cui stessi interlocutori, da questo diagramma vedete in vert clarut è a mi fevel in italiano e il vert scuro è io o feveli italiano con che interlocutori lì. E invece in celestin clar è a mi fevel in Furlan e in celestin scuro io o feveli Furlan. U chi si prestate attenzione, il pattern è contrari tra italiano e Furlan, tal senso che, tal caso dal italiano, la barra di io o feveli esclusivamente italiano è più lunga rispetto a che in ricezione,
mentre la situazione è contraria tal caso dal furlan. E chi istin vidint l'us esclusiv, o dall'una o di che altra lingua. Per quel che riguarda il for di che succede, for di chiesa, quindi con la int dal paese, dalla città o dal borgo, o tali buteghis, o con amis e amis, u chi vidin che, come sempre, la barra in arancione alle ami mi feveli furlan, la barra in blu io o feveli furlan. Anche qui io vi dico che la barra in arancione è sempre più lunga, sarà tutta dal cas, dalla int, dal paese, o dalla città o dal borgo, che si nota una tendenza più marcata ad operare il furlan cui gli partecipanti al scandai, che invece la metà, praticamente il 21%, dopo entra a rispuint o si interfaccia col furlan con questa stessa int. Anche a questo caso, con amis e amis, vi dico che la percentuale praticamente è la stessa, con 14-15%, in ricezione e in produzione. Si fa una media dal io feveli e ami fevelin, tali tre lingue, furlan, italiano e inglese, e vi dico che la lingua in assoluto maggioritaria è l'italiano. Il furlan ha una presenza soprattutto con la int dal paese, dalla città e dal borgo, e la percentuale dall'inglese è interessante soprattutto dal caso dal gruppo degli amis, che addirittura il 7-5% al declara di doprare l'inglese col gruppo degli amis. Per quel che riguarda l'ambito scolastico, chi non sta a farsi imbrogliare dalla lunghezza dagli barri, perché in realtà le percentuali sono un'evore bassis. Nel senso che qui professori la percentuale di amimi fevelli in furlan è 3%, io fevelli furlan addirittura in mo' più basse, 2%, e cui i compagni di classe 9%. Dunque, la scuola, come chi l'anno passato Tiziano Furlano aveva adoperato un'espressione che secondo me era particolarmente, ben doprata, parlava di resistenza dal mondo della scuola, e che sta a me insomma di poter dire che continua a esistere questa situazione. E soprattutto si fa il confronto dalle tre lingue, furlan, italiano e inglese, praticamente vi dico che l'italiano è doprato dal 100%, 99% dei casi, all'enchia una piccola presenza di furlan, soprattutto tra un voto e 5% tra compagni di classe, dicono che comunque fai ben sperare, e l'inglese che comunque ha un 3 e un 2%. E per quel che riguarda i mezzi di comunicazione, anche qui l'italiano è assolutamente predominante in tutti i casi, con libris, stories, fumus, siti, internet, televisione, mail, social e chat e clamadis. Il caso che il furlan ha una percentuale un pochettino più al tutta, a letta al caso dalle clamadis, per telefono, che arriva a un 13%, e che stanno al tacca a Viodisi entia un altri al fai all'entra da quest quadri dei mezzi di comunicazione un'altra lingua che l'anno passato non era, ossia spagnolo. Perché oltre all'inglese, entia spagnolo arriva a percentuale addirittura al 4% sulla televisione, probabilmente serie televisivi o films, o siti internet 3% a son dal spagnolo. Perché comunque vi da tenere presente che entia spagnolo, come l'inglese, è una lingua internazionale con una presenza sui mezzi di comunicazione enorme. Dunque, non è tanto di maravigliarsi, ecco, che la situazione sia così. E
Vidin come li lenghi studiati a scuole e li competenci linguistici declaradis. Allora, la domanda tal questionari era esattamente questa. In te scuole primarie hai tu fatto attività in lingue furlane? Se hai tu fatto furlante alla primaria? E il 60% dai partecipanti al scandai alla dita di sì. Un 32% no. Però anche i veduti che date un po' che mi sono insospettita perché mi pareva un po' bassa questa percentuale. Boh. Altra domanda, te scuole secondarie di primo grado, quindi te medis, quali lingue hai tu studiato, inclui dall'italiano e dall'inglese? Un 65% al dis il tedesco, 30% francese, 15% che l'ha fatto furlan, dopo un 7% l'ha fatto spagnolo, qualcuno al ripeto che l'ha fatto inglese per non sbagliarsi, sloveno, ucraino, bavarese di sapade, cinese o altri. E in Chiocchi 15%. 15% declara di aver fatto furlante alla secondaria di primo grado. Però in Chiocchi, pensando che i partecipanti sono arlevs tutti di scuole dalla provincia di Udin, là che le percentuali di scelta dal furlan sono più alti, che percentuale su lì, o sei 60 voti dalla primaria e 15 dalla secondaria, mi pareva un po' che, insomma, tant'è vero che Ginta ha confrontato cui das dalle opzioni di furlan, che in pratica ci ha fatto i suoi giudeni devor cui ans. Cioè vuol dire che in pratica dall'anno scolastico 25-26 gli arlevs che hanno partecipato a questi scandai erano in prima superiore, no? Questo vuol dire che Gintin devor cui ans loro, questi arlevs, hanno attaccato la prima primaria, tal 17-18. Quindi Ginta guarda quali sono i das, le percentuali di opzioni di furlan, dalla provincia di Udin, da che anni lì, questi che marcati in giallo sono le percentuali di opzioni di furlan, dalla primaria. E dalla secondaria di primo grado, dall'anno 2022-2023, dalla provincia di Udin, le opzioni di furlan erano dal 54,3%. Però ciò che risulta dalla compilazione del questionario è che in primaria aveva declarato un 67,9% e dalla secondaria un 15%. E questo dato può essere interpretato in diverse maniere, o che effettivamente è stata marcata l'opzione per fare furlan, però dopo in realtà non è stata fatta. Questa è la prima interpretazione. Oppure la seconda interpretazione è che magari anche lo hanno fatto il furlan, però non si pensi. Però mi pare strano che non si pensi, perché in tutta casa si tratta di qualche anno in devora. Più probabile è che l'offerta di furlan sia di stare così limitata, che probabilmente neanche gli arlevs che hanno partecipato al questionario neanche la considerano come partecipazione o come attività fatta per furlan. Queste sono interpretazioni, cerchiamo di spiegare il perché di queste schialine tra che sono i das dalle opzioni e che sono le risposte date dai partecipanti. Allora, per quel che riguarda appunto lì, adesso entriamo dal cantin dalle competenze linguistiche declarate. Allora, ci avevano di fare gli arlevs, avevano su una scala che aveva da 0 a 10, avevano da indicare
la loro abilità, il loro livello di competenza tali quattro abilità principali, quindi comprensione orale, comprensione scritte, letture, produzione orale e produzione scritte. E dopo, per fare un po' così la tabulazione dei DAS a livello di piattaforma, che hanno risponduto da 0 a 2 sono stati classificati come nessune competenze iniziali che hanno declarato tra 3 e 5, intermedie tra 6 e 7 e avanzate tra 8 e 10. Bon. Allora, questi schi sono le competenze per furlan. In gris i vin nessune competenze, dunque che hanno indicato tra 0 e 2, in arancione competenze iniziali, in giallo competenze intermedie e in verde competenze avanzate. Allora, a livello di comprensione orale, tutto sommato, i vin un P dal doppli dal campione, 35%, P 19%, che declara una competenza tra l'intermedia e l'avanzata. Già la situazione si complica dalla comprensione scritta, ma là che par da bon si ha il dat che pidi tutto al fai restare, a lei dalla produzione scritta. Dalla produzione scritta là che il 60% di loro al declara nessuna competenza e 20% competenza iniziale. Soprattutto il discorso della produzione scritta e comprensione scritta, lì all'intervento il fattore alfabetizzazione. E qual è la principale agenzia di alfabetizzazione che vin? La FAMEA no, la scuola. Che assolutamente no, per dire che la FAMEA non è importante e anzi dopo discorrerà anche di che, però sono due agenzie che avrebbero indagì un po' in sinergia, no? Però chi l'aspetto il lavoro sulla lingua scritta che non si vede, ecco, i risultati non si vedono. Volendo fare una media di ciò che hanno risponduto tali varie competenze e dopo una media generale, quindi facente anche la media dalle quattro competenze, a livello di comprensione orale la media è 6,64. L'anno passato era 6,80. Comprensione scritte 4,60. L'anno passato era 4,70. Produzione orale 4,80 watt, l'anno passato era 5. Produzione scritte 3,15, l'anno passato era 3,10. Facente una media generale, quindi volendo creare una media unica, tirando ogni a tutti e quattro le abilità, competenza generale media 4,86. Però attenzione, perché questi da su chi, questi medi schi, riguardano il campione che non declara competenze nullis. Dunque, questi medi schi non sono stati calcolati su tutto il campione, ma sono stati calcolati praticamente sul 77% del campione. Cioè, da questo calcolo sono stati lasciati fuori che hanno declarato competenze nullis. Quindi, ergo, se avessi includuto anche che dalle competenze nullis, si sarebbe sbassati in modo più. Se facessimo un ragionamento per scuola così, provando a vedere ciò che succede, si gira a guardare qui che l'ha declarato 0 spaccato in tutte e quattro le abilità, proprio 0 lettura, 0 comprensione orale, 0 produzione orale, 0 produzione scritta, gira vedi c'è mondo che si distribuisce tra le varie scuole. E questa lì c'è chi a livello percentuale c'è che si chiata. Questo a livello percentuale sul totale dei partecipanti di ogni istituto. Se
i volin ve i numers assoluts son che mi tussin Ross li sora. Quindi in total son 409 partecipanti che hanno declarato 0 in tutti i 4 le abilità. E chi, secondo me, in hai la certezza assoluta, però trattandosi allora, sapendo che tutti questi partecipanti sono di scuole di Udin, dalla provincia di Udin. La provincia di Udin è un territorio furlanofono. Insomma, tenendo conto di questo, io credo che una parte, non sai troppo, però una parte di queste risposte a segni ideologici. Non possiamo sapere troppi, però disin che qualcuno proprio al disi io hai competenza 0 in tutti i 4 le abilità da un 0 spaccato 409 di loro su un campione di 1700 e rosse sono tantius, però non è maniera da sapere sì, tanta parte è ideologica e tanta parte che effettivamente è così. Se invece ginga guardare da che altra banda, cioè se invece ginga guardare cui che a livello di competenza generale ha un punteggio tra VOT e DEIS, questa qui è la situazione. Di nuovo, percentuale sul totale dei partecipanti per ogni istituto, numers assoluti sono questi inverte. Dunque vuol dire che tra tutti questi scuoli sono 169 farlevs che declarano una competenza ottima per Furlan tra le 4 abilità. Dunque vuol dire che non sono tanto non, però sono. Se facciamo un confronto con gli altri lingue, con che altri lingue, il Furlan, l'italiano, l'inglese e il tedesco, che tali sbari si color se corrispondono a produzione scritta in giallo, produzione orale in gris, comprensione scritta in violetto e comprensione orale in celestina. Allora, subito il primo pal che si vede è che è della competenza avanzata per italiano, là che proprio è che insomma la più significativa che si vede, le percentuali più altri in tutti i 4 le abilità. Dopo la colonna dall'inglese, dalla competenza avanzata in inglese e anche competenza intermedia per l'inglese, che in tutto caso è biela alta, e poi viene la colonna da nessuna competenza per Furlan e nessuna competenza in tedesco, che addirittura la colonna di nessuna competenza in tedesco è un pilot più bassa. Questo a livello di confronto tra le lingue. Perché il calintè il tema dalla età, dal primo contatto con le lingue sconosciute, che come prima Furlan in sotto, dopo viene l'italiano, l'inglese e in alto il tedesco. Il gris corrisponde a mai, nessun contatto con la lingua. In giallo viene il primo contatto tra 0 e 3 anni, in verde tra 3 e 6, in arancione tra 6 e 9, in celestino tra 9 e 12 e in violetto tra 12 e 15. Ecco, c'è chi subito salta al volo e lei l'85% dal primo contatto con l'italiano tra 0 e 3 anni, perché di fatto che stiarle sanno come lenga un l'italiano alla fine dei conti, però è interessante, vedi che a lei quasi un 50%, perché 27% più 19% di Arleves che hanno avuto il primo contatto col Furlan tra 0 e 6 anni, cioè 27% tra 0 e 3 e 19% tra 3 e 6.
hanno avuto il contatto col furlan. E dopo però a livello di si gira a guardare che sono le competenze, alca le succeduto, perché le competenze hanno rifletting un livello sufficiente di padronanza dalla lingua. Boh. E come vedi, questa era una prima, proprio una descrizione, una panoramica descrittiva dai DAS, dalla fotografia linguistica. Come viene una parte, un po' più di riflessione, di mopping sui risultati, e per fare questa parte di riflessione io mi sono ponuta 3 domande. Allora, la prima domanda è questa. C'è una relazione tra il doprare il furlan in famiglia e il fatto di aver frequentato il furlan, le lezioni di furlan, ai livelli scolastici precedenti. Questa è la prima. Seconda domanda. C'è una relazione tra il doprare il furlan in famiglia e la competenza per furlan, competenze generali per furlan. E 3. C'è una relazione tra la frequenza del furlan ai livelli scolastici precedenti e la competenza per furlan, chiaramente competenze declarate per furlan. E come ho presenti le analisi che ho fatto per dare risposte a queste domande. Allora, la prima domanda era questa: frequenza del furlan e scuola primaria. C'è una relazione tra il fatto di avere una famiglia là che si dopra il furlan e il fatto di avere scelta di frequentare il furlan dalla scuola primaria. Questa è la rappresentazione grafica dalla situazione, quindi vedi 2 gruppi, vedi cui hanno là il furlan in famiglia e cui che l'ha il furlan in famiglia, di che hanno il furlan in famiglia 443 non fa furlan in primaria, 642 sì. 121 di che hanno il furlan in famiglia non hanno scelto il furlan, 551 lo hanno scelto. Questo è il grafico un po' che mostra visivamente la situazione, però dopo per a capire a livello statistico se esiste una relazione, se esiste un'associazione tra queste 2 situazioni, cioè ve la famiglia lì che si dopra il furlan e ve partecipate, cioè ve optate per il furlan, gli fate questo test statistico, lì che si vede in sostanza che la relazione è significativa, cioè vuol dire significativa, vuol dire che non è casuale, è statisticamente significativa, quindi vuol dire che può essere generalizzata a tutta la popolazione di riferimento, e però la forza di questa associazione non è così grande. Cioè la forza appunto di questa corrispondenza tra questi 2 variabili non è così grande. E questo, secondo me, è un bel risultato. Perché vuol dire che non doma cui che l'ha il furlan in famiglia al sielci il furlan. Cioè, anche le famiglie lì che non si fa la furlan danno una possibilità danno una chance al furlan in primaria. E anche se però dopo oggettivamente comunque esiste una relazione tra il furlan in famiglia e fa furlan in primaria, però questa relazione non è così forte come che mi aspettavi. Ricordavi che fosse più forte, invece no. E questo secondo me è un bel risultato. Se invece slarghiamo un po' e a iodi se esiste questa relazione anche a tal caso dal ve frequentato il furlan e dalla primaria e dalla secondaria, dunque da tutti e 2 i livelli precedenti, vediamo che da nuovo esiste una relazione significativa, però con un effetto in mo' più bassuto rispetto a prima. Dunque, diciamo che lì che si chiama una relazione un pochettino più forte è con la primaria, con la frequenza in primaria. E che perché oggettivamente che hanno frequentato il furlan da tutti e 2 i livelli erano un evore pochi, non erano tanto non.
come che vedete, cioè era 90 voti P 151 su un campione di 1757. Quindi, a c'è rispondino alla prima domanda. La prima domanda era: esiste una relazione tra il dopral furlan in famè e la frequenza del furlan a livello scolastico precedente? Sì, esiste una relazione significativa, però di dimensioni piccole e medie tra il dopral furlan famè e soprattutto la frequenza del furlante a scuola primaria. Lì che la relazione è più forte. Però enchia relazione cui due livelli precedenti. Questa era la domanda 1. Ginga vedi la domanda 2. Is una relazione tra il dopral furlan in famea e la competenza generale, quindi considerante tutti e quattro le abilità, competenza per furlan. Allora, questi due graphics mostrano che il di sinistra mostra il gruppo che non ha il furlan in famea. Il grafico di destra mostra cui l'ha il furlan in famea e in pratica il grafico mostra la distribuzione dai punteggi di competenza. Bon, che è dal punto di vista visivo, se però i ginga disi, ma dal punto di vista statistico esiste una relazione o chi? Sì, esiste una robona, e tal senso che facendo questo test statistico chi praticamente c'è che si otale chi esiste una relazione un'evore grande tra il fatto di vel furlan di fevelà furlan in famè, di una famiglia lì che si fevele furlan e la competenza declarata per furlan. Che il coefficiente lì 0,77 a lei c'è che misura la forza della relazione tra le due variabili, che il coefficiente lì va da 0 a 1. P a lei doglia al 0, P ciula è la relazione, P a doglia all'1, P è alta la relazione, e sin a 0,77%. Dunque la relazione è forte e è significativa. Quindi da nuovo, come prima, tutti i risultati che sto ripresentando sono tutti super significativi, che vuol dire che non sono dovuti al caso, non sono dovuti al campionamento, ma possono essere generalizzati a tutta la popolazione di riferimento. Dunque, E la campanella. Cambio ok. Non partissi il treno. Ok. No, la modernità. Dunque, c'è rispondino alla domanda 2. C'è una relazione tra dopral furlan e famè la competenza per furlan? Sì, è una relazione significativa di dimensioni un'evore ampie tra il dopral furlan in famea e la competenza per furlan. Domanda 3. È una relazione tra la frequenza al furlante scuole primarie e la competenza per furlan. Come prima, chi viene a sinistra il gruppo dal no frequenza in primaria, a destra viene il gruppo frequenza in primaria. Allora, disin, già visivamente si nota la differenza, perché insomma lì che non si fa nulla di furlan, viene una colonna di 0, cioè che è evidentissima. In primaria, vediamo che comunque i DAS si distribuiscono anche un po' più verso i punteggi più alti, però in tutto caso resta ben evidente anche la colonna dalla competenza nulla. Anche qui, se ginga fa il test statistico, per dire, va ben tutto, ma ginga vedi quella che è la forza della relazione tra le variabili, e vedi che è una relazione in chi è importante, perché viene una relazione dal 0,50, significativa, però evidentemente più bassa dalle fiette della famiglia, dice che vi veduto prima.
si ginga guarda enchia, no doma la frequenza alla primaria, ma si considera la frequenza al furlan da tutti due livelli precedenti, però attenzione, perché questo risultato qui al vacchiapat abbastanza con li pinsi, perché che hanno frequentato furlan dalla primaria e dalla secondaria sono pochi, non sono tanti. Dut gas si vede anche qui che la relazione esiste, è significativa, però l'effetto è più bassa, 0,42. Dunque, risposta alla domanda 3, esiste una relazione significativa di dimensioni ampie tra la frequenza e il furlan soprattutto delle scuole primarie, lì che è più forte, e anche dei due livelli precedenti, e la competenza per furlan. Allora, c'è che si è veduto con quei das che usai mostrato fin come mo, è che le variabili che hanno una relazione più forte con la competenza generale per furlan sono il doppio furlan in famiglia e il ve frequentato il furlan soprattutto alla scuola primaria. Allora, che spunto e si fa un'altra domanda, e la domanda è questa, cioè l'effetto sulla competenza per furlan dal ve frequentate lezioni di furlan a scuole primarie dipende dal doprà il furlan in famè, cioè in paraulis più facili, esi un'interazione tra il fatto di dire ok, all'è il furlan in famea, il fatto di avere il furlan in famea l'ha un qualche effetto sulla frequenza a scuola o contrari? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna fare un'analisi un pochettino più complessa, però il modello che viene fuori è questo, un modello che sistema la competenza generale per furlan, soprattutto tenendo in conto l'effetto congiunto di furlan in famea e furlan in primaria. Questa è che viene fuori dal modello di regressione lineare che gli è fatto. In pratica, cioè vuol dire questo modello? Vuol dire che cui che non ha né il furlan in famea né alla fat furlan in primaria, quindi se noi mettiamo 0 al posto di famea e 0 al posto di fur in prim, praticamente resta 1,09. Quindi 1,09 è la competenza generale stimata media, chiappante tutti i nostri das, di cui che non ha né il furlan in famea né che l'ha fatto furlan in primaria. Se invece a lei il furlan in famea, ma non le stato fatto furlan in primaria, i vi da metti 1 su famea e vi da metti 0 su fur in prim. Quindi avete 1,09 p 3,94. Quindi cui calà il furlan in famea, ma non l'ha fatto lezioni di furlan, ha una competenza media stimata di 5,03. Se invece, già intendendo con questo ragionamento, se l'Arlef non ha il furlan in famea, ma l'ha fatto lezioni di furlan, ha una competenza stimata media di 2,79, se invece ha tutto il pacchetto, cioè furlan in famea e furlan in primaria, competenza stimata media di 6,73. Questo modello è un modello da nuovo significativo e soprattutto addirittura spiega la metà dalla variabilità di tutti i das, quando è una montagna, 1657 risposti, e spiega il 49% della variabilità alle tante. Perché io sto doprando, no, ma due preditori, ossia, ve il furlan in famea e ve frequentate il furlan a scuola. E non ma che due prevedi quasi il 50% della variabilità. C'è che però
io mi aspettavi da chiatà, ma non hai chiatat, a lei l'interazione. Cioè, le fiette sulla competenza generale par furlan dal ve frequentate le lezioni in primarie non dipende dal dopral furlan in famea e contrari. Ossia che gli FS dall'idò variabilis sono independents e non additives. Cioè, vuol dire che ogni preditor funziona in maniera indipendente, ma non si crea una sinergia tra i due. Cioè, non è che il fatto di vel furlan in famea al produce un effetto, cioè al potenzia l'effetto, diciamo così, dalle lezioni di furlan a scuola, o viceversa, ok? Calè c'è chi invece mi sarebbe aspettata, perché insomma, dalla letteratura di riferimento, sì, si spietesi che esiste una sinergia. Dunque, par falstruc, la domanda 4 era la più complicata, cioè l'effetto sulla competenza par furlan dipende dal dopral furlan in famea. Vi vedut che il furlan in famea è il preditor più forte dalla competenza generale par furlan. Le lezioni in primaria enchia sono un preditor significativo, ma manco il forte. Però tra loro due non esiste sinergia, cioè non esiste un effetto ulteriore in più o in manco, perché può essere anche in manco, può essere a detrimento di interazione non è, ma non additività. Quindi qual è la risposta alla domanda? La risposta è no, perché chi li dorobia vadano in denante in maniera indipendente. Quindi, appunto, i due preditor, cioè vel furlan in famea e ve frequentate lezioni di furlan in primarie, incidono in maniera indipendente e additive sulla competenza generale per furlan, senza che un all'amplifichi o al ridusi che l'altro. E questa è un spunto per una ulteriore ricerca, però bisognerebbe ve altri das un po' più raffinati, però io c'è chi una possibile interpretazione, secondo me, di che si das, di che si risultas, è che si risultas a sameressin suggerì una somiglianza funzionale e non una differenza qualitativa tra i due tipi di input, cioè c'è che succede in famea e c'è che succede in primaria. Però, metri mans in denant, questa qui è un'ipotesi che a Giaresse è verificata e testata con das più raffinati, no? Con ma variabili dicotomicis sì o no, ma con più informazioni. Però, al momento, c'è che può dare samea di questo risultato è che è una somiglianza funzionale tra i due tipi di input che vengono ricevuti dagli allievi. C'è che ricevono a casa e c'è che ricevono a scuola. Parserà. Allora, chi Katia ha fatto il spoiler prima ma non era concordato. No, non era concordato il spoiler. No, allora, volendo metti un po' che si risultasse in una prospettiva un po' più larga. Allora, non si può neanche che non esiste in criticità, tal senso che esiste in criticità a livello normativo diversi, ma perché il calintè soprattutto il caso specifico della scuola secondaria di secondo grado, la criticità più importante è che praticamente la scuola secondaria di secondo grado non esiste per la normativa. E questa è una roba difficile da capire dal momento che l'obbligo scolastico al vande esatto, quindi la scuola secondaria di secondo grado
non esiste. Dunque il Furlan s'alriva finta alla scuola secondaria di Pingrat e dopo fine. E qui una criticità importante è la mancanza di monitoramento, come diceva prima Katia, ossia il fatto che al di là di chi torni a ringraziare la lavagna plurilinguale per questo sforzo che faceva ogni anno di raccolta di DAS, perché che manco qualche dato a lei su cui rifletti, perché se no non varessi tanti DAS su cui insomma da studiare e per capire come sta evolvendo la situazione. E i DAS dalla scuola secondaria di secondo grado ovviamente vado in chiappas con tutti i scautelli dal caso, però insomma danno qualche indicazione interessante rispetto a ciò che è succeduto anche prima dal ponte quando gli Arlefs hanno compilato il questionario. Dopo, criticità importante che dalle competenze linguistiche dagli Arlefs e dei Sarlevis e lo vin vedute dai DAS presentati e questo in realtà il ponte è dopo per cercare riguarda anche sì, la formazione specifica del quarto docente. Il fatto di avere Arlefs che non vede competenze sufficienti in lingue furlane e il fatto di avere docenti che a parte i laureati dal curriculum di Scienze di Formazione Primaria dell'Università di Udine, curriculum specifico per il Furlan, che hanno una formazione specifica ad hoc per il Furlan, ma a parte loro, disin che la formazione dal quarto docente non si può dare per scontata, ecco. E spesso e volentieri questa formazione non è come una formazione, una carenza di formazione didattiche, ma anche una carenza di formazione linguistiche. E tutto questo ha implicazioni enormi per il CLIL, perché chi tal plan applicativo di sistema si discorre, si fa vela di CLIL, no? Di far entrare il Furlan con il CLIL e ben bieli il CLIL, esatto, tutto bene, non parlerai mai male dal CLIL perché chi crot al CLIL, però a certe condizioni. Il CLIL non si può fare sempre, comunque, perché è il CLIL. Il CLIL al prevede che esiste una competenza di base per poterlo fare. Perché se la competenza dagli Arlefs, neanche parlare che dell'insegnanza si dà per scontata ad essi, ma che dagli Arlefs, se Arlefs hanno competenze un grado più di nullis, non si può fare CLIL. Perché il CLIL allà, quando si dice si fa in CLIL, si fa una promessa agli Arlefs. Si dice che col CLIL impareranno continuous e lenga in maniera integrata. Uns attraverso dalla lenga e la lenga attraverso dei continuous. Se non hanno la lenga, cioè se non capiscono la lenga, perché hanno una competenza talmente bassa che non sono parons dalla lenga, non impareranno né la lenga né i continuous. E allora che lì non è CLIL. E dunque, che per arrivare anche al discorso della scuola secondaria superiore, se arrivi Arlefs con competenze di questo tipo, anche il discorso di, cioè come si dice, le buone intenzioni di certi docenti da fare magari qualche modo un CLIL per Furlan alle superiori, già un po' che insomma avvengono smorzati, mi stava schiampando un'altra parola che però avvengono smorzati perché effettivamente la competenza dei FRUS hanno è tal per poter permettere un lavoro in lenga. Dunque, sicuramente a livello di suggerimenti i miei ricolleghi a ciò che suggeriva
Gabriele, il professor Zanello l'anno passato, quando che appunto, suggeriva il fatto di doprare i suggerimenti dalla guida di Beacò e colleghi, lì che proprio ha presente in diversi scenari, lì che si possa inserire la lingua di minoranza locale tal curriculum. Altri suggerimenti interessanti si chiamano anche tal FREPA, che sarebbe il Framework of Reference for Pluralistic Approaches, lì che si presenti in 4 metodologie, se così vogliamo chiamarli, per poter inserire anche la lingua di minoranza locale. Dut cas, sempre si torna un po' sul punto delle competenze, perché se un minimo di competenza non è, va costruita prima la competenza sulla lingua e poi si possa fare tutti che altri robi, sbielis, il CLIL e tutto il resto. C'è che, sì, stante li robi come castan, c'è che magari non lo sai, c'è che forse si può dare fare a livello di scuole secondarie di secondo grado, pensare magari a piccoli progetti, pensare con e par gli allievi che hanno buone competenze per furlan, per esempio queste, candè, ma non lo loro, e anche che magari sono comunque diverse alla possibilità di fare alc di differente, sono di fare alc con e par la lingua furlane. E queste sono tutte per sticciare dagli allievi, che comunque già hanno un'età da poter capire, insomma, da essi coscienza, diciamo, che è la realtà sociolinguistica che tal Friul, proprio per fargli capire a loro, responsabilizzare loro di ciò che in realtà hai venneat, perché di che si tratta, e perché il sburt dal basso al partirsi anche da loro, cioè facendo chiapare coscienza, fai partecipare e fai capire proprio loro da protagonista di quella che è la situazione, in modo che questo POC al partirsi da loro, questo sburt al partirsi da loro. Questa possessi un'attività fatta o dentro la scuola, per esempio le attività dal PCTO, l'ultimo che è il proponuto delle società filologiche furlane, ma non necessariamente attività che resti dentro la scuola, anche per esempio attività legate al mondo del sport, magari di organizzare in gruppo o di sticciare gli allievi a partecipare proprio per chiappare coscienza prima di tutto e fa capire che probabilmente andessi loro che hanno da domandarla,